stop, addicted to the fast life. Feels like we're living in the past life. Kissed you goodbye and said so long. Follow me and lead you to the ozone. I left my girl and didn't come back. Want to love the world and didn't love back. Traded in my soul. Oggi siamo qua nella villa di Kazan per fare la giornata finale del nostro PON, il programma operativo nazionale, con il quale abbiamo aderito al progetto che ha coinvolto più istituti scolastici della provincia di Rovigo, dal liceo Bocchi di Adria, che è il capofila, all'istituto comprensivo di Villadose, Ariano, Taglio di Po, Porto Tolle e altri. Noi oggi presentiamo per l'istituto comprensivo di Taglio di Po i due progetti con i quali abbiamo impegnato i nostri ragazzi. Uno riguarda le ville venete lungo le rive del fiume Po e l'altro riguarda le note d'argilla, cioè il suonare attraverso le ocarine. You're afraid of heights inside a spaceship. We live our life inside the matrix. I don't believe in imitation. I don't believe in limitation. All one believe is innovation. Con l'Ocarina siamo riusciti a parlare di corti rurali, di far capire ai ragazzi quali erano i valori di un tempo, dei loro nonni e delle canzoni che si cantavano nei fienili, nelle aie, molti anni prima che loro nascessero. Abbiamo adottato questo sistema nuovo di fare scuola, cioè la scuola aperta di pomeriggio, dove i ragazzi venivano a portare anche esperienze e capacità che venivano dall'esterno, cioè le loro così doti, le loro competenze personali. Sono riusciti ad auto-organizzarsi sostanzialmente, di preparare una presentazione, di fare una presentazione del loro lavoro e addirittura delle basi musicali, tecnologiche e molto, come dire, roccheggianti, in connubio a canzoni popolari di una volta. Quindi hanno fatto una base musicale con i loro cellulari addirittura e poi hanno imparato a suonare questo bellissimo strumento che è l'ocarina, affonda le radici nella loro terra, nel loro passato. Questo connubio ha dato frutti molto belli. Io come insegnante ho avuto una grande soddisfazione e ho anche imparato molto da loro. Oggi concludiamo due PON con i fondi europei, due PON dal titolo Le note d'argilla e le ville sul grande fiume. Sono laboratori pomeridiani che hanno fatto i ragazzi per promuovere il territorio, per promuovere il turismo in questo territorio. Sono comunque espressioni del patrimonio culturale del Polesine. Per quanto riguarda il repertorio di patrimonio culturale di manufatto artistico, i ragazzi miei delle ville sul grande fiume hanno fatto un plastico con dei materiali di recupero della villa di Kazan, hanno reinterpretato il fiume Po e poi hanno studiato i costumi dell'epoca. È comunque un'opera collettiva in cui tutti i ragazzi, tutti i bambini hanno partecipato con il loro intervento, un lavoro che ci ha dato soddisfazione perché comunque è molto piacevole. La scuola di pomeriggio non è quella cattedra, ma diventa più piacevole perché ci allontana dagli schemi e vediamo i ragazzi dentro un'immagine diversa, con una relazione con il docente diversa.